Oliena, una cittadina, una ridente cittadina ai piedi del Monte Corrasi, la Dolomite sarda con i suoi magnifici colori. Quando parliamo di Oliena parliamo sicuramente di paesaggi incontaminati e veramente molto molto belli e molto importanti, ma parliamo anche di una cittadina molto ospitale dove sono vive tante tradizioni, l'artigianato, i ricami. Voi avete degli splendidi copricapi fatti a mano, sono veramente meravigliosi, quindi i ricami, i gioielli, i dolci, il vino. Qual è il vino di Oliena? Che vino si produce a Oliena? Il Nepente, quindi siete famosissimi ovunque per il Nepente. Questo gruppo storico, è un gruppo storico, nasce appunto nel 1970 e prende il nome dalla fonte Desù Gologone, vicina appunto a Oliena. Un gruppo importante che nasce soprattutto come punto di riferimento per i giovani, quindi sia per mostrare quelle che sono le tradizioni di Oliena, ma per far sì che i giovani non perdano appunto le proprie tradizioni. Vi accompagna Cosimo Lippi. Cosimo proviene appunto da una famiglia di suonatori, anche lui come diversi suonatori, qui quest'oggi è suonatore esclusivamente di Oliena perché accompagna soltanto questo gruppo. I vostri balli sono molto caratteristici e molto particolari. Oggi ce ne mostrerete due: Sarciu, che è caratterizzato dal movimento sussultorio dei ballerini, Arciu significa saltare, e poi ci mostrerete su Durdurinu, questo ballo così caratteristico, così antico, che è caratterizzato dal silenzio e accompagnato infatti dalla voce monodica sempre di Cosimo Lippi e dal silenzio, quindi sono i ballerini stessi che danno il ritmo a questo ballo. E quindi vi vogliamo subito ammirare il gruppo folk su Gologone di Oliena in Sarciu e su Durdurinu Cosimo Lippi.